l'abbiamo fatta a vincere, a Sa Famaron, e Dio sia lodato, San Gennaro ha squagliato sangue. Finalmente abbiamo vinto. L'unica cosa negativa è Koulibaly, che viene espulso alla fine, ingenuo, con il fallo da espulsione, e ci condanna alla prossima partita di giocare senza Kalidou. E senza Kalidou è un problema, e l'abbiamo visto già che con Maksimovic insieme a Rrahmani stiamo inguaiati. Oggi Rrahmani in positivo, ecco, Rrahmani deve giocare, è un giocatore che ha fatto bene, oggi mi è piaciuto Rrahmani. Politano tra i migliori, ragazzi, che partita ha fatto Politano. Poi abbiamo ritrovato gol con la prima punta, Mertens, ci voleva Ciruzza, a Savamarone è tornato Mertens, perché Osimhen che arriva sempre con il pallone, non è cosa sua. Ritroviamo Mertens che con il suo movimento da prima punta che è fa gol, ragazzi. Cioè, scandalosa la difesa del Benevento sul gol nostro, ma intanto Mertens è lì nella posizione, si fa trovare nella posizione giusta e la butta dentro. Questi gol sono importanti alla fine, perché poi il Napoli si prende l'1-0, sciupa tante palle gol, come siamo abituati a vedere. Il Napoli spreca troppo, dobbiamo essere più concreti sotto porta. Poi Zielinski, ragazzi, si era inventato un gol, e che vuol dire a fare? Che aveva fatto, che aveva combinato da fermo gioco di gambe, e dove l'ha messa? Dove l'ha messa? Montipò la guardava ancora nell'angolino, dicevo ma come cazzo ha fatto? Però purtroppo Insigne si trovava a disturbare il portiere, si trovava in una posizione dove disturba il portiere e viene annullato il gol. Altrimenti sarebbe, cioè, solo per quello che aveva fatto io gliel'avrei dato. So che non si può, perché quando disturbi la visuale di un portiere deve essere annullato il gol. Poi, ragazzi, abbiamo sciupato altre palle gol, il tiraggiro di Insigne che si andava dentro era un grandissimo gol, però Insigne c'ha tenno questi tiraggiro, ormai fa sempre la stessa cosa, sempre con quel tiro lì. Mi è piaciuto Zielinski, Fabian Ruiz soprattutto a centrocampo, sì, sempre lenti, perché siamo sempre lenti. Bakayoko ha fatto un'ottima partita, oggi a Savamarone, Bakayoko giocassi sempre così, allora non tenga a dice niente, però il fatto è che giochi una partita buona e 3 malamente. Speriamo che questo Napoli soprattutto, oggi abbiamo vinto col Benevento, sono contento, ma contenuto, non è che esplodo dalla felicità perché abbiamo vinto pur sempre con il Benevento, tutto il rispetto per il Benevento che è una buona squadra, ma le partite a venire saranno difficili. Ora con il Sassuolo al Mapei Stadium è una prova per questo Napoli, poi abbiamo la Roma, la Juventus, il Milan, è qui che voglio la continuità del Napoli, è qui che voglio i risultati. Ora sembra facile al Napoli in casa con il Benevento e ci sta la vittoria. Nelle prossime partite voglio i risultati, voglio la continuità, la costanza di questo Napoli. Non me ne importa vince oggi. Oggi sì, andava vinta la partita. È importante vincerla. Nel senso, non me ne importa che vinci 3-4-0 e poi dopo non vinci. Oggi hai vinto, bene così, 2-0 va bene, però la prossima voglio che vinciamo anche al Mapei Stadium, così come alla Roma. Voglio 3-4 vittorie consecutive, che al Napoli non so da quanto mancano, era morto lo Papa, mancano. Cioè, è questo che voglio vedere dal mio Napoli. Allora, Insigne ha giocato bene, però gli è mancato il gol che non è riuscito a segnare. Voglio che segni anche su azione, non solo sui calci di rigore, perché è un po' che non segna. Politano una grande partita, gli è mancato il gol, anche a lui non ha segnato, però comunque era sempre nel vivo delle occasioni pericolose del Napoli. Mertens bene i movimenti, infatti poi si va in gol. Zielinski bene, Bakayoko bene, Fabian Ruiz bene, Rrahmani grande partita, Meret bene. Ragazzi, Gulam ci voleva il terzino che spingeva, metteva un cross in mezzo. Meno male è ritornato Gulam, perché ci serviva un terzino come Gulam, perché Mario Rui, sai, non è cosa loro. Di Lorenzo anche lui ha giocato bene, ha recuperato qualche pallone rientrando dalla fase offensiva in difesa. Bene anche Di Lorenzo questa sera, a parte l'ammonizione, il fallo d'ammonizione. Però bene ragazzi. Bene così, speriamo appunto di vincere anche la prossima, non sarà facile vista anche l'assenza di Koulibaly, poi abbiamo ancora fuori Lozano, abbiamo comunque ancora tante assenze, però questo risultato spero che
psicologicamente ci dia la motivazione per vincere anche le prossime partite. Niente, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto voglio, se non l'avete ancora fatto e che aspettate la carrozza, un carrozzino, non dice scimità, Napoli, iscrivetevi al canale. Povero Benevento, stregone, a strega hanno fatto male, hanno tagliato la mazza e ci hanno chiamato 2 voti. Mi dispiace strega, ti rifare la prossima partita, ma oggi era perdere, dovevi perdere. E con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio, forza Napolese.